Ciao imbruttiti, oggi siamo a Sandrigo in provincia di Vicenza e oggi vi parlo di uno dei 5 piatti italiani più famosi al mondo. Un'istituzione culinaria tutta veneta, qua siamo nel cuore della ricetta, guardate qua. Io priore della venerabile confraternita del Baccalà alla Vicentina, cavaliere con mantella e collare, difendi e diffondi nel mondo l'antica ricetta del Baccalà alla Vicentina. Siamo qui con Galliano Rosset, lui è il priore della venerabile confraternita del Baccalà alla Vicentina, autore di diversi libri su questa ricetta. Andiamo a scoprire con lui perché questa ricetta è famosa in tutto il mondo e cosa significa per un veneto il baccalà alla Vicentina. Il ciappare in man è il merlusso, che ne dava l'olio de fegato del merlusso, una porcheria che faceva benissimo. I norvegesi gli avevano imparato a seccare il merlusso tenendo picca all'aria dell'arcipelago di Isole e Rost. I portoghesi che chiamavano il bacalao e noi altri veneziani abbiamo chiamato baccalà perché somigliava meglio, anche perché il stoccafisso è il nome che dai i tedeschi della Germania, che andava su a comprare sti pesci secchi e ora per buttare sul prezzo gli diceva pesce baston, stockfish. Dove è nato la ricetta del baccalà alla Vicentina? Perché i vichinghi cucinavano sto pesce che prima che aveva seccato, che aveva il latte di renna. Ah, ok. Il burro di renna, sì. Cioè aveva miele e olio d'oliva. Non avevano altri qua dove? Nella cucina delle ville venete. Io riga capivo di metterlo in ammollo prima e prima io batteva. Poi moio, che già diventa moio, io strissava bene e io usava gli ingredienti che aveva nella cucina della villa veneta. Il latte fresco, l'olio d'oliva extravergine e lui era abituato a fare i servi di qui e vedeva come li faceva trattare. E quindi lui crea sta ricetta finché si è accorto, non so cosa. Chi ha detto, questa roba che è più buona che mai, no? Finché il signore che sentiva anche il profumo. Cosa si devo fare? Ah, signor però abbiamo provato a sentire, se vuoi assaggiare, mamma che buono! E lì si partiva il bago. Se non che i primi a dare il nome, diciamo così, a dare il marchio, erano stati i vicentini. Tutto il giro delle ville venete cucinava così e stoccafisso, che il genere pesce di morti da fame. La Vicentina è una ricetta che viene dalle ville venete. Sì, ha fatto l'anno scorso il francobollo dedicato proprio al piatto baccalà alla Vicentina. La veneranda confraternita del baccalà Vicentina. Seguire una ricetta standard. Quindi i ristoranti che aderiscono alla confraternita devono seguire la ricetta. Poi ogni anno facciamo i controlli in giro e andiamo a assaggiarlo per vedere se si merita ancora di fare baccalà Vicentina. A Galliano consiglia il durello dei Monti Lessini, i veronesi vicentini e il Vespaiolo del Breganze. Ok. Dopo se te che altro vinti, bevi che altro, insomma, ma però il meglio è che lì. Vera ricetta del baccalà alla Vicentina, vedi che non è rosso, è bianco avorio. La cottura, lui viene sempre dall'inizio, va sotto il latte e un po' d'olio. Dopo il latte sparisce, l'olio lo deve ricoprire appena per proteggerlo dall'aria. Il cuore della salatura del baccalà lo si mi ha fatto, col sale butta su a caso solo quanto basta, è fatto usando le sarde salate. Non le lavi, le pulisci dal sale e pisti sempre con il corteo, ti fai una robetta fina. C'è un sale che le passa attraverso le fibre delle sarde, col sale da cucina puoi aggiungere per soltargli un pizzicchetto del sale. I più esigenti. Per cui che vuoi a bere un botto di vino, per cui perché poi fa sempre. Cottura lentissima, non prende i gusti, li lascia lì, quindi esalta al massimo la bontà e la preziosità. I pezzettini devono avere una consistenza quando ti metti in bocca che non si desfa. Latte non scremato. Le vacche che burla in Veneto, non che burla in olandese. Olio extravergine d'oliva. Un po' di soffritto di scalogno, salatura con le sarde, ma se volete vedere la ricetta, quella proprio originale, andate sul sito della confraternita. L'importante è la pazienza di osservare quando pipa, perché non lo devi girare con un mestolo di legno o di oro, no? Devi muovere per i manici il tegame dove è dentro, in maniera che lui si muove e non si attacca sul fondo. Siamo qui a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, nella bottega storica del baccalà
di Pierantonio Concato. Loro sono specializzati in vendita e lavorazione del baccalà. Pensate che tutto viene artigianalmente qua dentro, guardate qua. Arriva dalle isole dalle Lofoten, Sì. in valle da 50 kg, essiccato circa 3 mesi, Sì. all'aria con lo stoccafisso. Ok. Che quindi si chiama baccalà nel Veneto, con una C sopra. Adesso io lo batto, che altrimenti non si bagna davanti al cliente. Perfetto. Perché bisogna batterlo, ma senza romperlo anche. Adesso ho terminato. Questa è la battitura. Adesso andiamo a vedere come risulta dopo bagnato. Qua, e basta? Qua basta, i rubinetti già più bagnati, pronti per la vendita. Questi invece li ho messi stamattina. Poi ecco qua, questo è pronto per la vendita. Da qua si vede la qualità, bello bianco. Mio papà già dal 1935, la passione soprattutto per questo lavoro. E la ricetta del baccalà vicentina sia famosa in tutto il mondo, si capisce nei primi 2 secondi, entra in bocca. Buonissimo.